On February 25th in Trieste, the Politeama Rossetti will host a free Carabinieri Band concert honoring national hero Salvo d'Acquisto, alongside public events promoting awareness and protection against scams. Sì, purtroppo i truffatori sono molto ingegnosi, se ne inventano una davvero ogni settimana e riescono con queste truffe a correre molti pochi pericoli perché stanno da un'altra parte. L'unico strumento che abbiamo è quello dell'informazione, far capire al cittadino quelli che possono essere i segnali che possono far percepire una possibile truffa e possono mettere in allerta. Più informazione facciamo, più formazione del cittadino facciamo, più riusciamo a mettere in difficoltà il truffatore, questo è il nostro obiettivo, e da qui la necessità che abbiamo sentito di creare una linea di finanziamenti appositi approvata nella scorsa legge di assestamento ad ottobre, che mette a disposizione 600.000 euro per il 2026 per progetti finalizzati alla diffusione, alla consapevolezza e all'informazione al cittadino per prevenire le truffe, e questo penso possa essere un primo progetto importante che potrebbe rientrare in quei finanziamenti. Sì, la truffa è sicuramente un fenomeno estremamente subdolo e si commette l'atto di presunzione di pensare di essere immuni da questo fenomeno, che è un fenomeno trasversale, tocca tutte le età, è particolarmente pervasivo perché oggi come oggi, rispetto alla truffa che possiamo immaginare di decenni fa, c'è lo strumento del telefonino, della truffa telematica e quant'altro. Infatti noi collaboriamo con grandissimo piacere, con grande convinzione a un'iniziativa come questa, che ha sì un suo risvolto artistico, con questo concerto, che sarà un concerto meraviglioso, con questa ensemble, con questa banda dei carabinieri celebrata in tutto il mondo, ma sarà tutta una giornata dedicata alla cittadinanza, al territorio, proprio per la prevenzione di una delle piaghe dei giorni nostri.